Cari amici, ben ritrovati al nostro appuntamento sulla strada del Buon Samaritano, un percorso che vogliamo percorrere insieme con Mamma Lucia, testimone di un cammino nell'amore. Nei precedenti appuntamenti ci siamo soffermati a cogliere il significato dello sfondo, quello sfondo sul quale si disegnano i vari personaggi, quello sfondo che vede il compiersi di queste azioni. Anzitutto la strada, quella strada che rappresenta la strada della nostra vita. È una strada, dicevamo, in discesa, perché è la strada che Dio percorre. Colui che scende dalle stelle è sceso sulle strade della nostra vita per raggiungere chi? Ciascuno di noi, come quell'uomo ferito, abbandonato lungo la strada. Ed ecco che oggi noi vogliamo fermarci, in particolare a guardare a quei misteriosi personaggi che sono i briganti. Non è uno solo, sono i briganti, forse più di due, forse due. Del resto chi percorre quella strada lo sa bene. Quei 27 chilometri che da Gerusalemme scendono a Gerico sono chilometri insidiosi, perché sono chilometri che attraversano l'inospitale deserto di Giuda, caratterizzato da burroni, una strada tortuosa, pericolosa, che si prestava alle imboscate, alle insidie, una strada frequentata da pellegrini diretti alla Città Santa e per cui potevano diventare facili prede per i briganti. Ascoltiamo la descrizione che ne fa Gesù. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto. Lo percossero a sangue e se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Papa Francesco, commentando la parabola, dice: la parabola comincia con i briganti. Il punto di partenza che Gesù sceglie, dice sempre il Papa, è un'aggressione già consumata. I briganti li conosciamo. Abbiamo visto avanzare nel mondo le dense ombre dell'abbandono, della violenza, utilizzata per meschini interessi di potere, accumulazioni e divisione. Sarebbe lunga, amici, la lista dei briganti. Sono tanti i nomi che potrebbero avere. Il datore di lavoro che sfrutta, che toglie la dignità, può essere chi perseguita per il colore della pelle, oppure il figlio imprigionato dalle tante dipendenze, chi abusa dei piccoli, il miraggio del denaro facile e del successo ad ogni costo. Eppure, vedete, c'è un rischio, parlando dei briganti, di vederli fuori di noi, di dire i briganti sono gli altri. C'è un proverbio africano che dice: se punti il dito verso l'altro, stai attento che ne punti 3 verso di te. Del resto Gesù non si ferma a lamentarsi del comportamento di queste persone. Prende atto di questa aggressione, ma non si ferma a fare commenti, analisi sul comportamento dei briganti. Gesù è preoccupato di una cosa: cosa fare per quel povero malcapitato. Noi vorremmo però fermarci un attimo in questa riflessione sui briganti, però cogliendo nei briganti una presenza più oscura e più profonda, che è quasi la radice di ogni comportamento di brigantaggio morale, spirituale, umano. Quella strada che scende da Gerusalemme e va verso Gerico ci parla di un abbandono del luogo santo di Dio. Ci parla di una strada che lascia alle spalle Dio. È la strada della fuga, potremmo quasi dire. È la strada di Adamo, che dopo il peccato si nasconde, si allontana da Dio. In questa fuga l'uomo cade nelle mani del nemico, di colui che Gesù dice essere
il padre della menzogna, omicida fin dal principio. Un monaco, il fondatore della comunità di Taizé, Frère Roger, commentava anni fa questa realtà misteriosa del male. Dice: da alcuni anni sono sempre più convinto dell'esistenza di tutto un mondo oscuro, imponderabile ma attivo. Non è forse proprio lui che si manifesta in alcuni rapporti personali e cerca il credente soprattutto quando lo sa permeabile e senza difesa. Questa certezza va in senso contrario al pensiero comune oggi. Per quest'ultimo il tentatore non c'è. Ma chi potrebbe dimenticare che il Cristo ha affrontato il tentatore per ben 40 giorni? Lucia Schiavinato, che vive un profondo rapporto con il Signore, percepisce non solo gli abissi dell'amore, ma proprio perché dentro l'abisso dell'amore di Gesù, Lucia Schiavinato percepisce anche gli abissi del male. Lucia sente cosa significa essere unita al Signore, ma Lucia avverte anche che cosa accade quando ci si stacca dal Signore. Si scava l'inferno sulla terra. L'esperienza più forte che Lucia fa di questo rapporto profondo con il Signore lo fa proprio negli anni della Seconda Guerra Mondiale. Sono gli stessi anni in cui Giuseppe Ungaretti scrive in una poesia, Mio fiume anche tu, queste parole. Vedo ora nella notte triste, imparo. So che l'inferno si apre sulla terra nella misura in cui l'uomo si sottrae folle alla purezza della tua passione. Cristo, astro incarnato nell'umane tenebre. Anche Lucia si è trovata a vivere con Gesù questa notte triste del suo tempo. È la notte desolata del Getsemani, perché lì Gesù chiamava Lucia a condividere con lui ogni notte la sua sofferenza, il suo abbandono, la sua solitudine. Ed è in quella notte triste, insieme con Gesù, che Lucia avverte la presenza dei briganti che stanno lasciando il mondo mezzo morto, tante volte completamente morto. Come scrive Ungaretti, anche Lucia ha visto e impara che l'inferno è ciò che l'uomo apre sulla terra quando si allontana dall'amore di Dio, quando si allontana dalla relazione intima con il Signore. Ascoltiamo allora dalle sue lettere alcune considerazioni. Sono lettere che lei scrive al suo direttore spirituale, Monsignor Ferdinando Pasin, un parroco del centro di Treviso, un uomo molto impegnato nel sociale, eppure un uomo capace di leggere anche le profondità spirituali del cuore delle persone. Al suo padre spirituale Lucia confida. Ad un tratto, ecco, d'improvviso, lui, il Signore, nel pieno dell'agonia che cerca amore. Ho capito il suo vegliate con me. Come il morente che si dibatte tra le pene di morte, gli è di sommo conforto avere una persona del cuore vicina, anche se nulla può fare. Così l'amore, grondante sudore e sangue, cerca questa vicinanza. Ecco il Papa, molto vicino al cuore di Cristo, alle sue agonie di morte. Ecco l'immane macchina infernale che sconvolge le nazioni e le anime. Ecco il terribile dono della libertà umana. Gesù vede l'invadenza del nemico nella sua vigna e le armi sempre più raffinate per renderla un campo di desolazione e di morte. Questa lettera Lucia la scrive nel dicembre del 1938. Un anno dopo scoppierà la Seconda Guerra Mondiale. Ma Lucia già avverte che questa macchina infernale si è messa in moto. E Lucia dà dei nomi ai briganti, a coloro che mettono in moto questa macchina infernale, i reggitori dei popoli, i maestri di iniquità, ma anche
l'indifferenza di molti. Però permettete che aggiunga un'altra categoria che ritroviamo presente negli scritti di Lucia, quindi nella sua esperienza profonda. Una categoria che è forte dire possono far parte dei briganti, ma certamente il loro comportamento può essere veramente terribile, ed è la categoria dei sacerdoti. Del resto poi Gesù parlerà di un sacerdote che passa di lì e tira avanti. Non ha colpito quell'uomo sulla strada, il sacerdote, però non è connivente, non fa niente per salvarlo. Vorrei allora ricordare proprio il posto particolare che i sacerdoti hanno in questa esperienza profonda di Lucia, esperienza dell'amore di Dio. Sono vicinissimi al cuore di Dio i sacerdoti, ma proprio per questo, se si allontanano da Lui, possono aprire abissi di male. Scrive al suo padre spirituale Lucia: Padre, lei mi dice di pregare per i sacerdoti, ella che è sacerdote ne parli. Occorrerebbe una nuova speciale Pentecoste per un numero troppo grande di sacerdoti, anche giovani, troppo mediocri. Sì, è spaventosa la marea del male, ma la diga del sacerdozio che offre e si offre potrebbe fermare di più, se i sacerdoti sapessero più pregare e imitare la vittima che hanno tra le mani. E poiché i tempi sono qualcosa di singolare per i pericoli, sia per l'anima che per la vita sociale, il sacerdote, scrive sempre Lucia, dovrebbe sentire moltiplicata la sua responsabilità a vivere la sua vita intima, il suo ministero in un'atmosfera di santità. Che cosa spaventosa, opprimente, indescrivibile. Nostro Signore storpiato nelle anime, reso muto, impotente, nullo dai sacerdoti non santi, soprattutto Gesù storpiato, anche se c'è la sua dottrina, non c'è la sua voce, non ci sono i carismi che rendono efficace il ministero del sacerdote. A volte, scrive sempre Lucia, ho l'impressione che gran parte del sacerdozio si limiti a constatare il male. Potremmo dire come il sacerdote della parabola, constata il male, ma non si disturbi a porre rimedio con la santità della sua vita e l'ardore dello zelo. Mi fa spavento il sale insipido, con che cosa lo si salerà? Il sacerdozio non santo è la pena più raffinata del Divin Maestro. Più volte in queste lettere Lucia confida questa sofferenza del Cristo, ma che lei condivide con Cristo. Lucia dice: il momento più doloroso del Getsemani è Gesù storpiato dai sacerdoti. Potremmo chiederci, e qualcuno forse se lo chiederà, ma perché insistere sui preti? Del resto lo sappiamo, quanta sofferenza anche nella Chiesa viene da certi comportamenti di alcuni sacerdoti. Però questa attenzione particolare del sacerdote anche nelle sue cadute dice che cosa? Dice che noi non possiamo essere spettatori. Infatti Lucia più volte ricorda che mettere in luce l'infedeltà dei sacerdoti non è sufficiente. Dice: io sono feroce quando penso alla responsabilità del sacerdote nel giorno d'oggi, però devo dire mea culpa. Vogliamo sacerdoti santi? E allora siamo sempre là. Noi dobbiamo saperci offrire. Mi perdoni, padre, scrive Lucia al suo direttore spirituale, mi perdoni questo sfogo. Del resto, ho puntato l'arma contro me stessa. Io pure desidero, donandomi nella notte, di giovare i sacerdoti. Ecco, Lucia ci fa presente come il constatare queste presenze nella nostra vita, nella storia, nella cronaca, che tanto fanno soffrire la comunità cristiana, è un richiamo forte a pregare per i sacerdoti, ad essere vicini a loro. Potremmo dire
che in qualche modo quei sacerdoti infedeli sono mezzi morti lungo la strada della Chiesa e forse hanno bisogno di buoni samaritani che si avvicinino, li aiutino a guarire, a risollevarsi, a ritornare al Signore. Mamma Lucia, tra le sue amicizie spirituali più care, aveva quella con un grande sacerdote, Padre Pio da Pietrelcina. Più di qualche volta Mamma Lucia si è incontrata con Padre Pio. Padre Pio capiva a fondo Mamma Lucia. Disse una volta ad una persona che aveva portato a Padre Pio i saluti di Mamma Lucia, disse Padre Pio: lei, Lucia, mi assomiglia molto, c'è un mistero di sofferenza, di preghiera. Ecco, ricordiamo quanto Padre Pio ha sofferto come sacerdote a causa dei sacerdoti e quanto Padre Pio ha saputo dar voce anche alla sofferenza di Gesù. Ecco, allora, avendo meditato oggi in questo nostro incontro sulla figura dei sacerdoti in particolare, ma non solo di loro, come figure che possono essere segnate da fragilità, ecco, sentiamo che la nostra preghiera si allarga a tutte quelle situazioni nel mondo, a tutte quelle presenze di persone che lungo la strada della vita si comportano come i briganti. Allora vorrei che ci salutassimo e ci lasciassimo con una preghiera di Padre Davide Maria Turoldo. Ai nostri peccati non guardare, Signore, siamo tutti ugualmente colpevoli. Per l'umanità di tuo Figlio, perdonaci. Uno è infermo e non riesce a guarire, uno è tradito e non sa perdonare, uno è perseguitato e non sa accettare. Il denaro vale più del sangue fraterno, i beni contesi come fossimo nemici, e il potente vuole sempre maggiore potenza. Il nero non è neppure un uomo, i figli in rivolta sempre più numerosi, e la Chiesa tentata come te nel deserto, la Chiesa segnata come te dalle piaghe, questa tua Chiesa come te non creduta. Ascendiamo a Gerusalemme, a dire tutti insieme la preghiera dell'orto, unica speranza, la tua e nostra Pasqua, Signore. Ai nostri peccati non guardare, Signore, ma guarda alla fede della tua Chiesa. Abbi pietà del tuo popolo di poveri, o Dio.